9:08, buongiorno Sicilia, buongiorno a tutti voi che ci seguite su Antenna Sicilia. Oggi una puntata che sarà prevalentemente dedicata all'allerta meteo sulla Sicilia, o perlomeno a quelli che sono stati gli effetti del ciclone Harry, che ha portato devastazione principalmente sulla parte orientale della Sicilia. Saluto subito la collega Lorena Dolci. Lorena, buongiorno. Buongiorno Roberta, buongiorno anche a tutti voi. Ci vediamo tra poco con la rassegna stampa. E allora naturalmente cominciamo a seguire proprio questa vicenda partendo dalla città di Catania e vediamo alcune delle immagini che raccontano di una città assolutamente sotto assedio rispetto al ciclone. Quello che vedete sono gli alberi, alcune fronde, alcuni alberi sul lungomare, quel lungomare che per ordinanza sindacale è stato interdetto al traffico veicolare. Ecco le onde alte, quelle che già i meteorologi ci avevano segnalato come onde che sarebbero state di picco massimo per altezza di quasi 10 metri, il centro della città completamente deserto, i negozi chiusi anche lì per ordinanza sindacale e il mare, il protagonista vero. Queste sono immagini che sono rappresentative di quanto accaduto nel borgo di San Giovanni Licuti. Il mare si infiltra ovunque, come avete visto, ha distrutto proprio tutti gli arredi. Qui siamo sul viale Kennedy, dove le ruspe spalano ovviamente il fango, che in realtà poi è acqua e sabbia, e i pescatori di Pozzillo, coraggiosi, forti, che cercano di salvare il loro bene principale, ovvero le barche. Anche il centro di Catania assolutamente colpito dalla forza del vento di Harry, con tutta la parte di transenne dei cantieri sul corso Sicilia completamente abbattute. Problemi alle linee ferroviarie, con alcune sospensioni effettuate proprio con i treni in partenza, in arrivo da Catania. Una delle ultime immagini che vi mostriamo è quella realizzata proprio questa mattina, in via Passo Gravina. Lorena, questo è un albero caduto, però in realtà, Lorena, è soltanto uno degli alberi caduti, uno dei problemi. Uno dei tanti. Sono state ore di paura, per fortuna l'ordinanza, c'è chi un po' la critica esagerata eccetera, in realtà è assolutamente utile questo allerta, questo sistema di prevenzione, di stare anche tutti a casa, perché come vedete possono accadere questo, anche pali divelti, ore di apprensione per tutti, anche, lo ricordiamo, per i pescatori dei porti di Catania e di l'altro porto, insomma, dove le barche sono state rimaste a secco. Un peschereccio è andato a picco al porto di Catania, i pescatori erano lì con gli occhi puntati per vedere che cosa stava succedendo. E poi tra l'altro, Lorena, noi ci collegheremo più tardi con il nostro Edoardo Sergi, con la Protezione Civile a Catania, per sentire le ultime, per capire come è passata la notte, in quella appunto che era stata annunciata come la giornata più difficile, certamente anche la nottata difficile, la possiamo dire seconda delle tre delle quali abbiamo raccontato Harry. Cosa si legge sui giornali su questo? Allora andiamo a vedere la Sicilia con un titolo di effetto: il mare si prende la città, un po' sintetizza tutta questa carrellata di immagini che abbiamo visto. Da oggi si valutano i danni, anche se in realtà ancora oggi persiste l'allerta rossa, cittadini tappati in casa, resta l'allerta rossa eppure la paura. Ciclone Harry sembra non voler allentare la morsa, anche se la notte c'è stata una pioggia fitta, stamattina c'è qualche schiarita, ma ricordiamo l'allerta permane ancora tutto oggi. Una nuova ordinanza del sindaco mantiene scuole chiuse, ribadisce alcuni divieti imposti per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. La zona costiera di San Giovanni Licuti ieri è stata la più colpita, con la mareggiata che ha travolto il ristorante, ve l'abbiamo appena mostrata, e la zona compresa tra Piazza Europa e Onnina interdetta al traffico, appunto il lungomare. Le immagini della città deserta non possono che rimandare al 2020, cioè ai tempi del lockdown. L'abbiamo pensato un po' tutti chiusi a casa, allora come ora, però questa volta sotto la pioggia la città resiste, aspetta paziente che torni il passo umano e che quel silenzio un po' surreale prima o poi finisca.
Allora Lorena, noi oggi avremo diversi collegamenti, saranno i nostri corrispondenti a raccontarci di quello che è accaduto, di quello che sta accadendo. Possiamo dire certamente che la provincia più colpita in Sicilia per quelli che sono danni registrati è certamente quella di Messina. Sebbene i nostri orari fossero altri, però io lo vedo già collegato Francesco Triolo e non so se dalla regia possono darmi l'ok per il collegamento. Me lo danno così e dunque io, Francesco, buongiorno, ti do immediatamente la linea per un primo collegamento. Messina, sicuramente la città e la provincia più colpita in assoluto. Sì, buongiorno Roberta, buongiorno Lorena. Messina è stata colpita in maniera pesante, soprattutto la sua fascia ionica. Stamattina ha un primo giro di orizzonti anche con i sindaci, diceva il sindaco di Furci Siculo, non dormo da 48 ore, sono ancora in strada. Lungomari distrutti, a Santa Teresa abbiamo visto ieri la voragine che si è venuta a creare, ha interrotto la comunicazione del lungomare, la principale arteria cittadina, ma poi in nottata c'è stato molto di più, delle onde che si sono alzate hanno distrutto diverse piazze, diversi punti dei vari lungomari, da Sant'Alessio a Roccalumera. Una situazione veramente difficile con i paesi che in questo momento sono senza acqua e senza luce, e quindi è difficile anche riuscire a garantire le minime condizioni di vivibilità ma anche di sicurezza in questo momento. Questa dovrebbe essere Roccalumera questa mattina proprio all'alba. È chiaro che è una situazione complicata, in mattinata è prevista lì un sopralluogo da parte dei tecnici ma anche delle istituzioni, dalla prefettura al sindaco metropolitano che ha annunciato che andrà questa mattina lì a Santa Teresa, a Roccalumera, a Furci per rendersi conto. Ci sono decine di milioni di euro di danni, la necessità è quella di intervenire subito perché i danni sono quelli che incidono in maniera pesantemente anche sulla vivibilità stessa delle popolazioni. Francesco, io ti ringrazio, avremo modo magari più avanti di collegarci, sarai tu stesso a darci un segnale per aggiornamenti nel corso della trasmissione. Okay. Grazie per il lavoro che stai facendo, poi ci collegheremo anche con Siracusa e Ragusa anche per testare la situazione nelle altre province, ma prima sentiamo questo servizio che un po' riassume il servizio della collega che è in studio con me, di Lorena Dolci. Sentiamo. L'allerta rossa permane anche per le prossime 24 ore. Questa è la mappa aggiornata della Protezione Civile per mercoledì, ma come vedete nel confronto con il giorno precedente, il bollettino rosso si riduce alla fascia ionica tra le province di Messina e Catania, le più flagellate dalle mareggiate. Ma l'ondata di maltempo non ha risparmiato nessuna provincia. Ecco come si presenta San Leone, frazione balneare di Agrigento. L'eliporto completamente allagato, danni a chioschi e stabilimenti balneari. Onde alte fino a 7 metri si sono abbattute sulle Pelagie, a Linosa distrutte decine di imbarcazioni. A Caltanissette il maltempo ha provocato il cedimento di una parte della carreggiata di via Santo Spirito, con conseguente fuga di gas. Grossi alberi sono caduti a Corleone. Il maltempo ha causato un guasto elettrico all'ospedale Guzzardi di Vittoria, ma le emergenze sono garantite. Il punto della situazione nell'intervento del direttore della Protezione Civile regionale, ospite a Focus. Sono state fatte centinaia di evacuazioni di persone e quindi il sistema è preparato. La conta dei danni sarà fatta domani, intanto interessa mettere in sicurezza le persone. Ecco quali sono le zone più fragili. In questo momento sono tutti i litorali, da Messina a scendere fino a Portopalo, a Pachino e poi a girare sul canale di Sicilia, ma anche le zone dell'entroterra tra Ettana, Peloritani e Nebrodi sono interessate già da precipitazioni. Una perturbazione estesa che avrà ancora una coda dopo il picco di stanotte. Ecco Lorena, dunque avevi fatto il punto proprio nel nostro telegiornale, vediamo i giornali su questo tema. Sì, partiamo da Repubblica Palermo, vi chiamo l'attenzione su queste due istantanee. Una ritrae il lungomare di Siracusa, guardate quest'onda che raggiunge quasi il terzo piano di un palazzo, il lungomare di Ortigia, l'altra un po' tragicomica, è un frame del video con Cateno De Luca, sindaco di Taormina, il collega Danilo Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva,
cultura particolarmente colpita, che sono stati travolti da un'onda. C'è chi li ha criticati perché stavano girando un video in una zona pericolosa, ma De Luca si è difeso dicendo: io sono un sindaco di trincea, non ero lì per fare selfie ma per documentare. Ma andiamo avanti a fare questa sorta di bollettino regionale. Intanto appunto da Santa Teresa, dove si è sgretolato il lungomare, dentro c'è caduto un anziano con la sua auto, poi si aggiungono allagamenti, smottamenti, alcune centinaia di persone evacuate in via precauzionale. Al momento si registra un solo ferito, per fortuna aggiungo io, che è appunto l'automobilista caduto con l'auto nella gigantesca buca, proprio disattendendo il divieto di percorrere il lungomare. Certo, non è stata una grande idea fare un video a pochi metri dal mare. A Catania De Luca è andato molto bene, poteva finire in tragedia, commenta Salvo Cocina, che abbiamo sentito, il direttore della Protezione Civile regionale. Da ieri mattina oltre 1000 volontari sono sul territorio per mitigare gli effetti del ciclone Harry. Ci sono 330 centri operativi comunali, i COC, che solo ieri hanno ricevuto oltre 2000 telefonate da parte di cittadini in difficoltà. Il bilancio provvisorio di ieri sera è di poco meno di 1 migliaio di interventi nelle 9 province. 380 comuni hanno chiuso le scuole, che molti comuni rimangono ancora chiuse. Di queste oggi riaprono solo quelle del Palermitano. Restano a casa invece gli studenti nelle province di Catania, Messina, Siracusa, Enna, Trapani, Agrigento. A Ragusa le scuole apriranno invece un'ora dopo, alle 9, per consentire una verifica di eventuali danni. E vi leggo soltanto il titolo dell'articolo di taglio basso: quasi un pizzico di delusione da parte dei palermitani perché non c'è stato l'uragano atteso. Ma insomma, ci sarebbe solo da rallegrarsi in questo caso. Allora, 8:11, lo dico anche a vantaggio della regia, noi adesso andiamo direttamente a occuparci di un altro argomento e andiamo a un fatto certamente più edificante che riguarda la città di Catania, perché Catania è tra le 10 città finaliste per il titolo di capitale italiana della cultura 2028. Sentiamo il servizio. Storia, cultura, innovazione, bellezza. Catania ha tutte le carte in regola per aggiudicarsi il titolo di capitale italiana della cultura 2028. La città etnea è tra le 10 finaliste per l'ambito titolo. La sua corsa continua, spedita e non si ferma. Un passo in avanti ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino, merito di tutti quelli che si sono spesi per questo progetto. Il dossier Catania Continua presentato dal Comune è un vero e proprio manifesto di rinascita che racconta la storia millenaria della città, il suo spirito di resilienza, il risultato di un percorso partecipativo che ha coinvolto oltre 100 organizzazioni e istituzioni culturali. 3 le linee narrative: il legame tra Etna, mare, arte e scienza, l'apertura internazionale e il dialogo mediterraneo, l'inclusione e la rigenerazione dei quartieri. Un piano articolato di investimenti e contenuti di assoluto valore. Il logo ufficiale della candidatura rappresenta l'Etna, simbolo di continua trasformazione e rinascita, identità della città e dei suoi abitanti, che dal rosso delle eruzioni si fonde con l'azzurro del mare. Il motto Catania Continua racconta la storia di una città che fa del rinascere la sua identità e della cultura la sua energia. La selezione finale sarà annunciata il 27 marzo 2026. Se Catania verrà scelta, l'obiettivo sarà quello di creare un'eredità culturale duratura che resti ben oltre l'anno del titolo, per una città che non smette mai di raccontarsi. Oltre i problemi, oltre le barriere, Catania rinasce sempre più bella che mai. Beh, insomma, sorridiamo con questo servizio di Desiree Ferlito. Lorena. Sì, e Catania c'è, dunque Catania c'è, anche se solo nella rosa delle finaliste, di queste 10 finaliste c'è, va verso il rush finale. La giuria per la selezione della città capitale italiana della cultura ha infatti fatto questa scrematura sui 23 in gara dallo scorso 30 settembre. 10 sono adesso in gara per aggiudicarsi l'ambito titolo. Le finaliste, riferisce il Ministro della Cultura in una nota, saranno convocate per le audizioni pubbliche giovedì 26 e venerdì
27 febbraio prossimi nella sede del Ministero della Cultura. In quella sede ogni candidato, e quindi anche Catania, avrà la possibilità di illustrare nel dettaglio il proprio progetto e rispondere alle domande dei giurati. Per ciascun dossier le audizioni avranno una durata massima di 60 minuti, di cui 30 per la presentazione del progetto e 30 per una sessione di domande da parte della giuria. Quindi attesa per il 27 febbraio per sapere il responso, se Catania insomma ce la farà. Attenderemo con ansia. Adesso è il momento proprio della rassegna stampa regionale, quindi restituisco a te la linea. Allora partiamo subito dalle prime pagine dei quotidiani regionali. Dalla Sicilia, la tempesta perfetta è il titolo, con in prima pagina la foto di quella voragine che già si è molto allargata rispetto a questa foto, voragine che si è aperta sul lungomare di Santa Teresa di Riva. E poi Palermo invece fa un'apertura diversa. Ars, la sfida delle donne e l'appello di tutte le deputate a chiedere no al voto segreto contro la parità di genere nelle giunte. Naturalmente c'è spazio anche per il maltempo. Questa è una fotografia di Taormina flagellata dalle onde. Andiamo a vedere la Gazzetta del Sud, apertura dedicata sempre al maltempo. Erri, coste e lungomari devastati, anche oggi dichiarata l'allerta rossa. I danni più ingenti nelle province di Messina, Catania e Siracusa, scuole e atenei sono ancora chiusi. Ancora giornale di Sicilia, il ciclone si abbatte sull'isola, spiaggia sparita a Mondello, e qui vedete ancora l'auto finita nella voragine sul lungomare per una disobbedienza di questo anziano alla guida del veicolo che si è avventurato sul lungomare disattendendo appunto il divieto. Vediamo ancora nel dettaglio, siamo sul quotidiano La Sicilia, l'allerta rossa resta, fa ancora paura il mare, ma parte la conta dei danni. Il ciclone Erri ha messo a dura prova la città, le zone costiere e i corsi d'acqua sono costantemente monitorati. Per restare a Catania, Piazza Europa, il lungomare, San Giovanni Licuti e Ognina restano off limits. Fino alla mezzanotte di oggi resta infatti l'allerta meteo rossa, non sarà chiusura totale come ieri, ma poco ci manca. L'ultima ordinanza ha infatti stabilito che anche oggi restano chiuse le scuole, giardini, parchi pubblici, musei, impianti sportivi, mercati e manifestazioni ed eventi all'aperto. Non si sottovaluta la fragilità della città dopo lo stress test di Erri, dunque proseguono le indicazioni sulla prudenza per gli spostamenti, se non è possibile evitando i sottopassi, le coste marine e i corsi d'acqua. Andiamo a vedere ancora avanti, qua siamo sulla Gazzetta del Sud, dicevamo la città di Messina particolarmente colpita, le onde invadono la statale 114, chiuso il tratto compreso tra Santa Margherita e il bivio di San Paolo Briga, il traffico è stato dirottato sulla nazionale, devastato dalla forza del mare anche un lido balneare. Anche qui le foto ci raccontano la furia del mare in questi diversi frame della costa ionica. Ma cambiamo argomento, quello a cui Repubblica dedicava l'apertura, e cioè questa alleanza fra donne all'Ars. Il partito delle donne, titola, lancia la sfida all'Ars e no al voto segreto nel votare questo decreto sulla parità di genere. Niente più limiti ai politici in giunta, un cavillo moltiplica le donne. È un'intesa senza precedenti all'Ars per vincere la partita della parità di genere nelle giunte. Ieri le 15 inquiline di Palazzo dei Normanni elette in partiti diversi, e questa appunto è la peculiarità, quindi un'alleanza trasversale tra maggioranza e opposizione, hanno fatto cartello per rilanciare la norma sull'obbligo del 40% di donne in giunta, una proposta di legge contenuta nel testo di riforma degli enti locali che anche oggi non verrà discussa sta l'Adercola a causa del maltempo, ma che comunque appunto è in agenda per essere discusso. La corsa dei comuni per i fondi fake, Serra di Falco presenta la prima istanza, il sindaco Burgio crea un coordinamento intersettoriale previsto dall'emendamento del leader di controcorrente, finito appunto nella bufera proprio per questo motivo. Intanto i sindaci vogliono il terzo mandato e aprono le porte alle donne. Oggi appunto si doveva discutere la riforma degli enti locali, l'Anci si schiera e lancia un appello ai deputati. Centrodestra
senza bussola, Forza Italia ammette in aula manca un patto di maggioranza. E questo per quanto riguarda la politica. E poi c'è una curiosità che riguarda, fa seguito ai vari episodi di violenza che si sono registrati sugli autobus di linea a Palermo. Arrivano i panic button, un tasto cioè contro le aggressioni. Un problema tecnico ha bloccato l'avvio immediato, si parte entro il 1° febbraio, il provvedimento è la risposta ai raid e alle violenze contro gli autisti AMAT allo Zen. Sono stati appena acquistati, dice il presidente dell'AMAT, la ditta deve risolvere un problema tecnico, entro il 1° febbraio saranno in funzione, devono essere collegati per garantire un intervento immediato in caso di reale necessità. In particolare la linea sotto i riflettori è la 619 che entra allo Zen, ancora questo quartiere a rischio, e con un solo cambio con altre 4 linee collega il quartiere alla borgata marinara di Mondello e al centro della città. E quindi vedremo poi quando entreranno in funzione. Parlavamo di Catania, candidata a capitale della cultura 2028, ma c'è anche un'altra capitale, quella del mare. Bello ma costa troppo. Il comune di Mondello candida la città al titolo con il progetto di un centro educativo ambientale. Le critiche interne da parte della sua stessa ragioneria regionale: manca un chiaro piano economico, possibili spese fisse nel futuro. Ci fermiamo qua, a te la linea. Andiamo a guardare immediatamente le telecamere su alcune parti della città di Catania. Insomma, abbiamo raccontato delle ordinanze che hanno chiaramente chiuso le scuole e le università, insomma, e altri luoghi, e questo ha portato inevitabilmente anche una diminuzione, no, del flusso veicolare. Qui siamo all'ex Tondo Gioeni. Anche se, complice la schiarita, insomma, un po' di gente si è rimessa per strada stamattina. Ieri a quest'ora non c'era praticamente nessuno. Adesso ci spostiamo con le nostre telecamere per andare a vedere un altro punto della città. Adesso questa è sempre la circonvallazione, come vedete in direzione Mister Bianco, così come in direzione Ognina il traffico è piuttosto snello, quindi poche auto. Sì, circonvallazione che fra l'altro appena piove si allaga completamente, lo sappiamo benissimo anche noi, perché la nostra sede è proprio qui sulla circonvallazione, e diventa un pantano. Ecco, dietro le nubi dovremmo capire e comprendere che c'è l'Etna, perché non si vede assolutamente nulla. Quindi fidatevi, questa è, come dire, è la cartolina dell'Etna. La nostra cartolina odierna, la nostra telecamera sull'Etna, e d'altra parte segnala quella che è la situazione del momento. Questa è l'altra visuale, la visuale che normalmente vi proponiamo. E che oggi ci fa vedere la mareggiata, sempre queste onde lunghe, però certamente non sono più onde alte 5-6 metri, no, sono un po' in rimessione, ecco. Anche perché anche quella parte della costa, quindi del Taorminese, Giardini, anche lì insomma la flagellazione assoluta è stata compiuta, soprattutto per quelli che sono tutti i muretti che ovviamente sono legati ai lungomare, ecco, sono quasi tutti franati, quasi tutti crollati. Allora noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo dopo per la seconda parte della rassegna stampa. Buongiorno Sicilia, vi ricordo sempre che nel corso della puntata avremo collegamenti con i nostri corrispondenti proprio per fare il punto sulla situazione degli effetti del ciclone Harry sulla Sicilia. Adesso torniamo però alla rassegna stampa, i fatti nazionali e internazionali con Lorena Dolci. E dalla bufera che ha investito la Sicilia al ciclone che sta investendo i grandi della terra, e che troviamo in prima pagina, questo braccio di ferro fra Macron, presidente francese, e Trump, ma fra tutta un po' l'Europa. Vediamo subito Repubblica, l'appello di Macron, fermare Trump. A Davos il leader francese chiede all'Unione Europea di reagire, basta bullismo, vuole un'Europa vassalla. Intanto c'è uno show del presidente USA tra Photoshop e guerra allo champagne. Molto
votino al Consiglio per Gaza. E qua vediamo le foto dei due protagonisti di questo braccio di ferro, a cui si accoda anche l'Unione Europea, ce lo racconta La Stampa. L'Unione Europea si ribella a Trump, Macron ci vuole vassalli. La von der Leyen chiama l'unità sulla Groenlandia e Strasburgo congela l'accordo sui dazi. Vediamo ancora il Corriere della Sera, ecco qua, Trump Europa e scontro totale, clima teso a Davos, von der Leyen bolla come un errore le nuove tariffe, occorre, dice, una risposta ferma e unitaria, mentre il leader USA mostra le foto degli arrestati in Minnesota. Donald attacca Macron, una sorta di ritorsione, mettendo dazi del 200% su vino e champagne. La replica del presidente francese, ancora bullismo, ci vuole vassalli. Andiamo a vedere nel dettaglio proprio questo tema. Lo chiamano la guerra dello champagne proprio per questa ritorsione, con la vendetta di Trump che moltiplica i dazi appunto per vendicarsi del presidente francese. Qual è stata l'offesa secondo Trump? Il rifiuto di Parigi di aderire al board della pace scatena le ire della Casa Bianca. Cos'è questo board della pace? Una sorta di ONU alternativa, ma sicuramente asservita a Trump, il quale dice tariffa al 200%, così cambierà idea, e poi a rincarare la dose pubblica i messaggi privati scambiati appunto con Macron. Queste sono le foto che ha pubblicato ieri Trump, c'è lui con i sottosegretari che pianta la bandiera a stelle e strisce sulla Groenlandia, la terra appunto che lui reclama perché dice c'è utile. Comincia con la guerra dello champagne, la missione di Donald Trump a Davos, ma potrebbe finire con uno scontro epocale all'interno della NATO se il vertice d'emergenza sulla Groenlandia, infilato nell'agenda all'ultimo minuto, finisse senza una soluzione condivisa alla crisi per l'annessione dell'isola artica. Il tutto sullo sfondo del lancio del Board of Peace, che era nato come uno strumento per gestire l'accordo a Gaza, ma nella mente del capo della Casa Bianca dovrebbe allargarsi fino a diventare una specie di ONU al servizio dei suoi ordini. E qui vediamo il presidente Macron che indossa degli occhiali scuri perché ha avuto un problemino agli occhi, è proprio lui a guidare la rivolta senza mezzi termini, parla di nuovo imperialismo, non cediamo ai bulli, pretendiamo rispetto, dice Macron, l'Europa non è un vassallo americano, Donald Trump vuole un'Europa vassalla, preferiamo il rispetto ai bulli. Il leader francese si presenta appunto davanti ad una platea divertita, comincia con l'ironia. Viviamo un periodo di pace, stabilità, prevedibilità, dice con una stoccata contro un Donald Trump che assomiglia ad una scheggia impazzita. Poi però cambia registro e dalle battute si fa duro, accusando il presidente americano di ambizioni imperiali, di calpestare il diritto internazionale e di usare l'inaccettabile leva dei dazi contro la sovranità. E questo appunto l'attacco di Macron. Vediamo cosa fa l'Europa. La grande frattura, parlavamo appunto di una rottura epocale perché siamo alleati legati dalla NATO, così il leader USA mina un'alleanza che dura da 80 anni, ma sondaggi e mercati gli voltano le spalle. Trump tira dritto, diciamo incurante di tutte queste pressioni su Groenlandia e dazi, poi lo show in TV, cosa dice sull'isola, cosa farò? Vedrete che sembra più una minaccia. Sui social irride, Macron è starme, presidente francese e inglese, e mostra le foto degli arrestati dall'ICE, la famigerata polizia di frontiera trasformata in una sorta di poliziotti che rastrellano gli immigrati cosiddetti illegali. Non si torna indietro, dice Donald Trump sulla Groenlandia. In 1 ora e 44 minuti ha celebrato un anno dal suo ritorno al potere. Alla domanda fino a che punto sia disposto ad arrivare pur di prendersi l'isola, risponde: lo scoprirete. E quando si fa notare che i groenlandesi sono contrari all'annessione americana, replica: quando parlerò con loro ne saranno entusiasti. Sul suo interesse a reclamare anche il canale di Panama ha esitato: non voglio dirlo, poi ha aggiunto in un certo senso.
E l'Europa che fa? L'Europa serra le file, la nostra risposta sarà ferma e unitaria. Von der Leyen a Davos avverte: il vecchio ordine non tornerà, la sovranità non è negoziabile. Siamo davvero di fronte ad una svolta epocale. Anche la Meloni, la nostra premier, deve decidere da che parte stare. L'opposizione la incalza, la Schlein dice: contro le minacce stia con Europa e Danimarca, perché come sapete la Meloni ha un buon rapporto con Trump. Cambiamo argomento, veniamo al lutto per il grande Valentino, omaggio a Valentino con le rose e il l'inchino di Roma. Parla il suo compagno e socio di una vita, Giammetti, questa è casa sua, e lo ricordano tante fra le star di Hollywood e non solo. Anne Hathaway, dice, un titanico creatore di moda, e poi Gwyneth Paltrow, fortunata di averlo incontrato ed amato e aver conosciuto l'uomo vero nella sua vita privata. Céline Dion dice: i tuoi modelli erano una emozione che prendeva vita, quando li indossavo mi sentivo davvero me stessa. E questo appunto è Giammetti, il suo ricordo, compagno di una vita, sarà sempre con me e con chi gli ha voluto bene. Una vita lontano dai riflettori, molto discreti, molto riservati, rotta soltanto alla fine, quando ormai erano, diciamo, amici. Ma al di là del dolore e del ricordo c'è poi un grande patrimonio da dividere, yacht e ville e un castello, il patrimonio da favola tra finanziarie e holding, da Giammetti al pronipote, i componenti di una grande famiglia allargata. E vedete qui c'è uno yacht, c'è un castello, ci sono naturalmente un cospicuo patrimonio. Torniamo alla cronaca con l'incidente ferroviario in Spagna, che non è l'unico, ce n'è stato un altro nelle ultime ore, deragliano addirittura 2 treni e nel secondo incidente ci sono stati un morto e molti feriti, e anche Re Felipe tra i feriti dell'Andalusia. Le vittime intanto della strage di domenica salgono a 42. E poi purtroppo l'ennesimo femminicidio dopo la scoperta del corpo di Federica, su cui il marito ha infierito addirittura con 23 coltellate. Contestato per la prima volta il nuovo reato di femminicidio che prevede pene più gravi, e lui adesso rischia l'ergastolo. Tra l'altro l'autopsia sul corpo della vittima ha rivelato che la donna ha cercato di difendersi dal marito. Da chiarire se lui avesse confessato tutto al padre. Dettaglio agghiacciante: c'era in casa il figlio, l'ha accompagnato dai nonni prima di infierire sulla donna. E sempre su questa notizia, l'intervista al nuovo compagno della donna: aveva dei presagi, su di lui troppe ombre, me l'ha tolta in modo atroce. E quindi forse c'era un presentimento, qualcosa di questo rapporto malato che correva tra la donna e il suo ormai ex marito. E poi c'è l'altra tragedia, quella del giovane accoltellato da un coetaneo in un liceo di La Spezia. Si erano soltanto scambiati una foto di loro bambini, forse modificato con l'intelligenza artificiale. È proprio questa foto che ha scatenato la gelosia e poi la furia dell'assassino, che disse alla ragazza: sei mia o di nessun altro. Ragazza che parla e dice: sto vivendo un incubo, il mio fidanzato è un assassino, io sono insultata e minacciata, non posso uscire di casa. Gli amici di Abba, rivela, hanno creato un'immagine di me e lui abbracciati. So che ha girato fino ad arrivare sul telefono del mio ragazzo per istigarlo. Quindi in effetti non era soltanto la foto di loro bambini, ma era una di quelle foto che ormai è così facile modificare e che veramente modificano, alterano la realtà fino a farla credere vera, e in questo caso a scatenare una furia omicida. La paura dell'amica, tanto odio social, non vado ai funerali. L'ex dell'arrestato dice: lui deve essere curato.
E veniamo poi alla tragedia di Crans-Montana, il locale in Svizzera dove hanno perso la vita 40 ragazzi. Continuano gli interrogatori dei gestori, le parole sciocche di Moretti, il titolare dice: dopo i controlli era tutto ok, siamo vittime anche noi. Sul conto trovano soltanto 490 franchi. Mentre si risvegliano 2 dei ragazzi feriti, Leo e Kin, parlano grazie al computer perché molti hanno inalato questi gas bollenti e quindi proprio le vie respiratorie sono interessati, oltre che le ustioni. Un click per dire sono felice, e tutto il Niguarda, l'ospedale che li ospita, si commuove. E poi, tornando alle tragedie giovanili, c'è questo giallo di Diego, un ragazzino di 14 anni scomparso dal suo paese, non si hanno notizie da 9 giorni, un'amica mi ha detto che andava a Milano, si indaga per sottrazione di minore, è sparito con uno zaino, dentro aveva solo un sacco a pelo e dei vestiti al posto dei libri di scuola, pochi spiccioli, il cellulare caricato. Dettagli che parlano e raccontano di un allontanamento organizzato, forse da giorni, magari in una di quelle telefonate in cui quando arrivano ultimamente la scena si era ripetuta. Cosa succedeva quando riceveva questa telefonata? Diego si appartava e poi era sempre online, raccontano i compagni di scuola. Ci fermiamo, la linea torna a Roberta Lunghi. E la linea invece va direttamente alla regia, una pausa e poi ci collegheremo con la Protezione Civile di Catania, anche con la collega Veronica Barbarino, insomma vi daremo conto di tutto quello che accade in questo momento nell'isola. A tra poco. Ed eccoci pronti a Buongiorno Sicilia con i nostri collegamenti. Abbiamo collegato in questo momento Catania-Ragusa, però vorrei andare anche per la collega Veronica Barbarino, che in questo momento è certamente all'aperto, al freddo, e la saluto. Buongiorno Veronica, da dove sei collegata oggi? Ciao, buongiorno, siamo a Marina di Ragusa, in questo momento proprio davanti a uno degli stabilimenti balneari, dei nidi, che è stato colpito dal maltempo. Possiamo vedere le immagini appunto qua dietro, poi in regia avevo mandato altro perché sul territorio ibleo la violenta mareggiata ha provocato danni a diversi, appunto come abbiamo detto, lidi, in particolare a Marina di Ragusa, Pozzallo e Ispica, zona mare, Santa Maria del Focallo. Sì. Veronica, allora semplicemente per puntellare questi nostri collegamenti, io ritorno con te tra poco nell'altro blocco con altri interventi dalle altre città. Al momento sciogliamo le file da Marina di Ragusa e andiamo a Catania, ci vediamo tra poco, e dunque la linea va a Edoardo Sergi che ha un ospite con noi. Buongiorno Edoardo, collegato dagli uffici della Protezione Civile di Catania, a te. Sì, ciao Roberta, buongiorno, siamo con l'assessore Daniele Bottino, che è l'assessore appunto della Protezione Civile. Raccontiamo quello che non volevamo raccontare perché insomma i danni sono stati veramente ingenti e questa notte è stata particolarmente difficile per tutta la Protezione Civile con lei a capo. Sì, sicuramente una condizione abbastanza anomala, non ci sono precedenti prima di questo evento di stanotte. Abbiamo avuto 2 giorni, da giorno 19 ad ora abbiamo praticamente avuto qui al COC circa 120-130 segnalazioni, solo nella giornata di ieri un centinaio, quindi immaginate un po', la macchina ha lavorato senza risparmiarsi, ha risposto molto bene. Devo ringraziare tutti i miei dipendenti, devo ringraziare soprattutto anche le associazioni di volontariato, un lavoro straordinario fatto incredibilmente in tutta la città, ma soprattutto sul litorale, dove ci sono state anche delle situazioni abbastanza delicate. Diciamo che la parte un po' più delicata è stata proprio dalle 11 di stanotte sino alle prime mattinate, perché è iniziata l'evacuazione di diverse abitazioni che sono state totalmente allagate, piuttosto che in tutta la zona dei villaggi a mare, la zona del villaggio Primosole, tutta la zona di Via Villina a mare, danni sul lungomare di Catania, importanti anche a livello del costone della Scogliera.
filiera, e in qualche modo comunque siamo stati presenti grazie anche a una sinergia con i Vigili del Fuoco, con la Croce Rossa, diverse evacuazioni sono state fatte fino a qualche ora fa. Probabilmente oggi è anche il giorno più difficile perché è il giorno della conta dei danni. Chiedo anche alla regia se c'è la possibilità di mostrare le immagini del lungomare di Catania che fanno veramente paura e insomma cosa si farà adesso per riparare tutti questi danni che probabilmente alcuni sono anche irriparabili. Diciamo, il mare ha preso veramente il sopravvento. Tra qualche minuto avremo un ulteriore incontro in prefettura, la prassi dice che comunque dobbiamo tirare le somme per capire un pochettino in maniera dettagliata quali sono proprio i danni avuti nel nostro ente, diciamo nella nostra città, e poi diciamo che il Dipartimento regionale sarà quello che si farà carico della richiesta eventuale che poi il Ministero e il Governo nazionale eventualmente accetterà, e gli enti locali, i comuni comunque in qualche modo poi dovranno ristabilire e mettere diciamo in ordine ciò che sono stati diciamo tutti i danni avuti. Danni dico sia per il comune in se stesso, ma ci sono molte abitazioni, dicevo soprattutto vicini fronte mare, che hanno in qualche modo tutte le abitazioni allagate. Insomma, ancora oggi zona rossa, qual è l'appello ai cittadini? Seppur sembra una quiete dopo una tempesta veramente impetuosa, cosa ci dobbiamo aspettare oggi? Perché comunque il livello è sempre di allerta massima a Catania e Messina. Il livello è sempre alto, ma piuttosto in questo momento diciamo che le condizioni e il meteo ci dice che non dovrebbero esserci ulteriori raffiche di vento e situazioni diciamo abbastanza preoccupanti. Il tema della preoccupazione è naturalmente tutto quello che ci troviamo, quindi chiediamo ai cittadini di poter stare attenti soprattutto girando per le strade, perché abbiamo diverse situazioni di pericolo, perché con diverse strade che sono in questo momento interrotte o magari con ancora diversi alberi piuttosto che dei pali a terra, quindi state attenti soprattutto nel camminare. Non a caso ieri il sindaco ha messo l'ordinanza dicendo che a tutti diciamo i ciclomotori piuttosto che le auto di non superare i 30 km/h. Studio. Edo, sì, grazie. Senti Edo, dobbiamo assolutamente constatare, naturalmente l'assessore mi sente, dobbiamo constatare che questo è stato un caso estremamente emblematico di preallerta che mi sembra abbia funzionato, cioè c'è stata una grande comunicazione su quelli che potevano essere, che sarebbero potuti essere gli effetti nefasti di questo ciclone, quindi un gioco di squadra, mettiamola così, tra chi ha previsto, quindi i meteorologi, e poi l'assunzione di grande responsabilità da parte appunto di chi ha operato, la protezione civile e poi il braccio dei vigili del fuoco. La gente ha percepito, assessore, molto forte il pericolo di questo ciclone. Lo può considerare un esempio abbastanza emblematico di cosa significa fare prevenzione? Assolutamente sì, è stato un primo test anche per me che da 2 mesi sono insediato, ma soprattutto è stato un test per tutta la macchina comunale, perché immagini che devo ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto che col coordinamento del CCS, quindi del Centro del Coordinamento per i Soccorsi, abbiamo avuto la possibilità, tutte le forze diciamo della città, forze dell'ordine, forze comunali, volontariato, associazioni, di essere in sinergia, quindi ci siamo preparati, abbiamo sensibilizzato. Questa è stata una cosa straordinaria fatta tutta la cittadinanza, anche col cartaceo. Noi abbiamo fatto degli avvisi 48 ore, perché sono durate circa 48 ore, anche cartacei in tutti i villaggi a mare, dove chiedevamo alla cittadinanza e sensibilizzavamo i cittadini proprio su quello che in qualche modo stesse accadendo. Lo hanno recepito, tranne qualche caso particolare, come ieri abbiamo avuto sul lungomare un soggetto che non so da dove si è spuntato, era sulla barca e in qualche modo è stato anche recuperato. Abbiamo visto dei video di ragazzini che in qualche modo sono sfuggiti e col motopattino sono andati a San Giovanni Licuti. Le nostre forze di polizia, piuttosto che i vigili, diciamo la polizia municipale, hanno fermato non so quanti cittadini che volevano forse per curiosità affacciarsi un po' vicino sul lungomare, e quindi dico abbiamo in qualche modo avuto una sinergia incredibile, e questo deve essere di esempio ed è uno stimolo per tutti noi, perché
Queste sono situazioni che dobbiamo in qualche modo adesso approfondire. La cittadinanza deve anche con simulazioni sapere come comportarsi, e quindi dobbiamo lavorare veramente anche sul territorio, con le scuole, con gli uffici pubblici, piuttosto che con i cittadini nelle piazze, per capire quando ci sono, e speriamo il meno possibile, situazioni simili, come si ci comporta. Roberta, noi ringraziamo l'assessore Bottino, che ovviamente avrà da fare nella sua giornata, ma ringraziamo anche tutta la protezione civile che ha lavorato e sta lavorando in maniera ovviamente costante, perché ancora la situazione, come abbiamo detto, è critica, e insomma, se non ci sono stati danni a persone è anche grazie a voi. Grazie. Sicuramente ringraziamo, ripeto, ringrazio tutta la protezione civile, ma ringrazio tutte le forze che in sinergia hanno collaborato, e ringraziamo anche i cittadini che hanno ascoltato. Perfetto, perfetto, grazie Assessore, buon lavoro. Naturalmente noi continueremo ad aggiornare i nostri telespettatori con altri servizi nei nostri telegiornali. Ringrazio anche Edoardo Sergi, e proprio restiamo in tema, andiamo a seguire il meteo, tra poco gli altri collegamenti. Ben ritrovate questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo per la giornata di mercoledì 21 gennaio, che vedrà condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato al nord e su buona parte delle regioni tirreniche, addensamenti e nuove precipitazioni sul medio-basso versante adriatico, all'estremo sud, nuovamente sulle isole maggiori. La Sicilia, piegata dal vortice mediterraneo, subirà ancora i suoi effetti con precipitazioni a carattere sparso. Interesseranno nuovamente buona parte dell'isola, seppur in prevalenza di debole intensità. Si tratta di accumuli anche considerevoli. Temperature senza variazioni significative, da segnalare un'attenuazione progressiva della ventilazione, così come del moto ondoso. Nella giornata di giovedì avremo gli ultimi effetti nella prima parte del giorno sul versante tirrenico, localmente anche sulla provincia di Agrigento, ma entro il pomeriggio il tempo sarà più asciutto e con anche tendenza ad ampie aperture del cielo. Le temperature massime al più acquisteranno qualche grado, torneremo a toccare picchi di 15-17 gradi. Maggiori dettagli ed approfondimenti sull'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo. Torniamo in studio a Buongiorno Sicilia, parliamo degli effetti del ciclone Harry. Le stime dei danni sono ovviamente del tutto provvisorie, ma già i numeri sono da capogiro. Si parla di 100 milioni di euro, ma cercheremo naturalmente di parlare di questo quando realmente potremo dire che il ciclone avrà abbandonato la Sicilia. I nostri corrispondenti, vado subito a salutare Francesco Aloi da Siracusa. Buongiorno Francesco, anche lì le immagini sono assolutamente emblematiche. Sì Roberta, buongiorno a te, buongiorno Sicilia. Io in questo momento sono al lungomare di Ortigia, il lungomare chiuso al traffico già da ieri, anzi dalla notte precedente a quella di ieri, uno scenario di devastazione. Non so se vedete alle nostre spalle un po' quello che c'è a terra, ci sono detriti, ci sono pezzi di marciapiede che si sono letteralmente staccati a causa della furia del mare che ha distrutto una ringhiera lì sotto in fondo. Magari tra poco la vedremo insieme. La situazione è ancora critica, carta è arancione, non più rossa, ma al centro operativo comunale sono riuniti tutti per fare il punto della situazione, per capire come intervenire, perché ci sono ancora interventi in corso, più di 220 gli interventi dei vigili del fuoco, centinaia quelli della protezione civile per danni legati soprattutto al vento. Nella notte fortissimo vento, ma anche pioggia molto intensa, e danni anche a Brucoli. C'è stata una tromba d'aria, a Marzamemi famiglie evacuate, il Borgo Marinaro ne abbiamo già parlato, è stato sgomberato perché il mare è arrivato quasi fin dentro le case. Il mare sta per arrivare anche qui dove siamo noi, siamo un po' in sicurezza naturalmente, però le onde le vediamo e le sentiamo. Perfetto, quindi Francesco, la situazione... aspetta un attimo, Sì. Francesco, resta con noi collegato. Andiamo adesso al nostro ping pong mattutino con Veronica Barbarino che ritorna a collegarsi. Diciamo che la cartolina alle tue spalle è una cartolina che onestamente fa sperare bene. Ragusa è comunque la provincia, lo ripetiamo per il pubblico che si è collegato adesso. Che tipo di clima ha vissuto con l'avvento di Harry? Allora, diciamo che forse Ragusa, sentendo le notizie che ci sono dalle altre province,
è una delle province che ne ha subito di meno, cioè ci sono tantissimi danni sicuramente, ma per fortuna nulla di grave. Oggi abbiamo sentito i vigili del fuoco che hanno detto che questa notte hanno operato per 30 interventi e 50 sono ancora da espletare, ma sono tutte delle entità di alberi caduti, disagi alla viabilità, magari qualche muretto. Ovvio che, come stiamo guardando dalle immagini, chi ha sofferto di più è stata la costa, Marina di Ragusa, Pozzallo, Ispica, e queste appunto sono le immagini dei lidi che sono lungo questa zona. Questo è uno degli alberi che è stato è stato tolto dalla strada in una delle arterie principali di Ragusa. Per fortuna nessun danno né a persone né a cose. Lungo tutto il resto della provincia, Chiaramonte, è mancata la luce in alcune zone del territorio, come all'ospedale Guzzardi di Vittoria, dove un guasto alla cabina elettrica che alimenta l'ospedale ha generato qualche momento di apprensione, che però si è risolto facilmente grazie al sistema di supporto e ai protocolli attivati tempestivamente, e quindi è tutto tornato, è stata garantita la piena operatività dei servizi di emergenza, urgenza. Invece le attività diagnostiche sono state spostate sull'ospedale di Ragusa e su quello di Modica. Sempre su Modica anche si sta monitorando il livello del torrente Modica Scicli. Si sta momentaneamente appunto monitorando per salvaguardare lo stato della sorgente d'acqua naturale che si potrebbe inquinare, che sta lì proprio accanto. Perfetto. Altro guasto. Perfetto. E Veronica, se non c'è altro di grande piccole ma tante. Se non c'è altro di grande rilievo, io ti ringrazio per questo collegamento e ti rimando naturalmente al lavoro per i nostri telegiornali. Grazie Veronica. Torniamo da Francesco Aloi, che devo dire racconta di una Siracusa che oggettivamente, insomma, sul versante orientale se l'è vista davvero brutta. Oggi però mi sembra la città non sia in allerta rossa, è così? Sì, lo dicevamo poco fa, oggi Lo l'allerta è ripetiamo. arancione, ma le scuole, appunto, infatti le scuole restano chiuse per fare i controlli necessari per la sicurezza, restano chiusi anche alcuni negozi, il centro commerciale nella zona Necropoli del Fusco, perché lì c'è un'altra emergenza nell'emergenza. C'è il fiume Anapo che sta esondando fino ad arrivare alla foce. Ieri sera lo ha fatto nella zona di Sortino Ferla, oggi sta arrivando proprio a Siracusa, quindi lì ci sono famiglie evacuate che sono state ospitate al palazzetto dello sport a Cradina e che dovrebbero rientrare, si spera, nelle prossime ore. Intanto vedi la furia del mare, vedi lì alle mie spalle parte di ringhiera mancante di cui ti parlavo poco fa, e vedi nella mia mano una basola. Questa basola abbastanza pesante è una delle centinaia, direi sì, centinaia che si sono staccate dal marciapiede di cui ti parlavo poco fa. Intanto qui ci sono alcuni hotel B&B, perché siamo a lungomare di Ortigia, il centro storico di Siracusa, che stanno spalando acqua, perché l'acqua del mare, non solo quella della pioggia che è caduta copiosa nella notte, è arrivata fin dentro le abitazioni. Veramente lo scenario è preoccupante, e adesso, prima c'era un po' di sole, adesso sta arrivando un nuvolone molto potente, ecco, scuro, sperando che non ci sia altra pioggia. Speriamo appunto questo. Sì, Francesco, in realtà hai raccontato un po' quello che è il problema e che sarà il problema di fare i conti da parte dei commercianti, degli albergatori, dei ristoratori, di tutte quelle persone che si sono viste il mare entrare in casa praticamente, no? E noi abbiamo raccontato anche sulla città di Catania, nel borgo di San Giovanni Licuti, quello che è accaduto ai ristoratori, immagini davvero incredibili che poi, come
sai, hanno fatto il giro dei social e sono diventate una cartolina molto particolare di questo momento, diciamo, nella città di Catania e non solo. Certamente il versante orientale è stato fortemente battuto dal ciclone Harry e ieri, come i meteorologi avevano appunto annunciato, è stata la giornata più complicata. Nel frattempo io vedo scorrere delle immagini, la mia regia sta certamente cercando delle immagini a supporto delle nostre discussioni, ma tutte le immagini potrebbero davvero rappresentare il momento difficile che vi abbiamo raccontato. Grazie appunto ai nostri corrispondenti. Francesco, per quanto riguarda diciamo l'attraversamento di queste zone, no? Poco fa ho visto un curioso col cellulare, ecco, non c'è un'interdizione reale, è chiaro che non bisogna passare con le auto. Sì, non si può passare con le auto, però la raccomandazione è sempre quella, non avvicinarsi al mare. E purtroppo tu hai visto solo un curioso, ma dietro la camera o in altri punti ce ne sono tantissimi che stanno fotografando il mare vicinissimi alle onde, quasi vengono inghiottiti. Quindi purtroppo l'imprudenza emerge anche da queste immagini, nonostante le raccomandazioni anche non solo a Siracusa ma a Messina, a Catania, anche il sindaco Trantino ieri, c'è chi si avvicina al mare sfidando la sorte. È vero, è vero. Roberta, se tu vuoi... Sì, dimmi. Dico, se vuoi possiamo spostarci proprio live in un hotel che c'è qui dove stanno sparando acqua. Se allora, abbiamo 30 secondi... Fai così, i 30 secondi ce li hai, quindi comincia pure a camminare verso questo luogo. Nel frattempo certamente noi vi ricordiamo che avrete tanti altri aggiornamenti nel corso dei nostri telegiornali su Antenna Sicilia alle 13:30, anche perché le immagini della nottata trascorsa in Sicilia saranno immagini emblematiche. Sono stati meno di 30 secondi, ho l'impressione, per cui andiamo di nuovo da Francesco. C'è una signora che proprio con la scopa cerca di fare andare via l'acqua. Francesco, non so se la signora fa parte di una struttura alberghiera o è quella casa sua, spiegamelo. No, questo è un hotel, una struttura alberghiera, quindi noi siamo entrati proprio, abbiamo fatto incursione, chiediamo scusa alla signora, ma sta sparando acqua, l'acqua del mare che è arrivata fin dentro, come diceva. E purtroppo all'interno forse il segnale sgancia. Signora, la situazione è critica. Non se ci spostiamo, Roberta, qui ci senti meglio? Sì, esatto. Grazie alla signora. Okay, buongiorno signora, buongiorno. Aspettiamo la signora auricolare, prego. C'è Roberta Lunghi in studio. Buongiorno signora, buongiorno. Siamo in diretta su Antenna Sicilia. Il collega ovviamente ha raccontato dei vostri disagi in questo momento proprio lì sul mare. Che tipo di problemi avete in questo momento? Quali danni ha provocato il ciclone? Beh, io posso parlare della zona di Ortigia. Effettivamente ci sono ringhiere del lungomare divelte. Una casa vicino, la porta è stata sradicata. Noi ci siamo ritrovati con l'acqua all'interno del locale, vasi staccati dalla parete, rotolati in giro per vicoli. Insomma, questa naturalmente... rende l'idea della furia del mare. Esatto. Sì. Esatto. Signora, io la ringrazio moltissimo Francesco, come sempre bravissimo a cogliere tutti i dettagli che gli girano, che ci sono attorno. Buon lavoro, in bocca al lupo. Naturalmente questa conta dei danni coinvolgerà tutti, coinvolgerà anche i privati che stanno davvero facendo i conti con il problema del ciclone. Saluto Francesco Aloi, abbiamo salutato Veronica Barbarino, fra poco cambieremo decisamente argomento, ci fermiamo e torniamo per parlare di una canzone, di un nuovo singolo tutto dedicato a Sant'Agata. A tra poco. Ed ecco
Eccoci pronti a cambiare pagina e lo facciamo in un modo edificante perché parliamo di musica e parliamo contestualmente di Sant'Agata. Lo facciamo con un amico, un cantautore bravissimo, autore, compositore, chitarrista, quante cose sei? Antonio Monforte, buongiorno. Buongiorno Roberta, buongiorno a tutti. Ben trovato. Buongiorno, Beh, no, buongiorno diciamo, particolare. Perché noi commentavamo con Monforte proprio questo, cioè è vero, sono stati giorni duri, ancora non ne siamo assolutamente fuori, però che bello, non riusciamo quantomeno non possiamo raccontare no, di problemi molto gravi occorsi alla popolazione, quindi problemi molto gravi ovviamente si intendono decessi, feriti, ecco di questo non parliamo ed è già un punto molto importante. E invece parliamo di questa tua volontà che si è concretizzata nel fare un racconto intimo, spirituale, un cammino che seppure nella folla, seppure no, in quello che è il mare umano, in realtà diventa un cammino spirituale verso Agata. Da cosa è partito tutto questo? L'ho voluto descrivere proprio in questo modo, cioè questo cammino spirituale del devoto che si prepara, quindi la preparazione, l'attesa di un anno, e questo cammino da sola, la devota che va per la città, quindi non in mezzo al fiume di persone, quindi a cercare proprio questa solitudine per proprio entrare nella spiritualità della festa, non solo nel folklore. E così anche io, che mi vedo nel video, che cammino da solo in una sorta di riflessione. Ecco, però è anche vero, Antonio, che la festa di Sant'Agata è certamente una festa popolare, una festa con tanta partecipazione, è una delle feste più importanti al mondo, ma il devoto che spiritualmente si può sentire legato ovviamente alla patrona della città può essere solo anche tra la gente, no? Può essere anche in comunione con se stesso, seppure attorno c'è tutto quello che c'è. Certo, soprattutto c'è un'evoluzione secondo me negli anni da parte di tutti noi catanesi che viviamo la festa in un certo modo, da quando sei bambino a quando cresci c'è un'evoluzione nel vivere la festa. Tu sei stato sempre un osservatore, un devoto, una persona che la guardava un po' da lontano nei confronti della festa, cosa? Ma io l'ho vissuta da bambino, naturalmente, come tutti quei bambini che vengono portati dai genitori al centro e c'è un zucchero filato, il torrone, il palloncino, quindi quel lato folcloristico della festa che lo vivi con gioia. Poi magari sei adolescente, un po' di distacchi in un certo senso da quel lato, e poi invece da grande entri in una sorta di cammino appunto spirituale, hai un'altra visione della festa in certi momenti. Allora, noi abbiamo un'anteprima di questo video perché io dico sempre è bello parlare con chi ha scritto e canta le canzoni, perché è sempre bello discutere, capire le motivazioni, i sentimenti, soprattutto quando si è un cantautore. Però bisogna ascoltare, bisogna vedere, sentire e lo facciamo in anteprima anche perché questo singolo Sant'Agata uscirà nelle piattaforme digitali in rotazione radiofonica dal 23, quindi abbiamo un anticipo di 2 giorni, ci gustiamo questo videoclip e poi raccontiamo di tutti i crediti che ci sono all'interno di questo progetto. Sant'Agata, eccolo qua. Il primo a commuovermi quando scrivo le canzoni sono io, cioè se succede quello vado avanti, a volte invece va a finire che prendo, io ancora scrivo le canzoni di carta e penna, come si faceva una volta. Anch'io, guarda, io prendo appunti così, infatti ho visto che usi la penna, guai se non ci fosse e con la la chitarra, senza computer, senza tecnologie. Senti, è bellissima, io sono certa che anche questa canzone comincerà ad essere tra le colonne sonore, lo posso dire, no? di quella che poi sarà anche la festa, perché la festa si arricchisce dell'attività degli artisti che creano,
creano, che omaggiano, che dedicano con una passione che è lampante, e devo dirti che personalmente accogliamo con molto piacere l'idea magari di riproporla, se ci verrai a trovare, durante le nostre dirette, perché ricordiamolo, manca davvero poco. Antenna Sicilia e Telecolor hanno già le macchine in movimento per partire con Devoti Tutti dal 3 al 6 di febbraio, ovviamente con Sicilia Web. Poi da quest'anno abbiamo anche l'app di Sicilia Web, quindi tanti modi per poter vivere la festa con Devoti Tutti, e sei ufficialmente invitato a far parte del nostro Ti ringrazio. gruppo nei tanti appuntamenti che proporremo con i tanti ospiti. Senti, c'è un'anima insieme a te che fa il tifo per questo progetto, che è Riccardo Samperi. Fammelo salutare, è un amico naturalmente grandissimo, ma soprattutto è un grande professionista. Riccardo ha ascoltato il brano, gliel'ho fatto sentire a proposito di cose fatte così spartanee, chitarra e voce, ho fatto sentire al telefonino il brano, mi ha detto mandamelo, ho detto Riccardo mi hai fatto al telefonino, ma tu mandamelo lo stesso, lui l'ha ascoltato, mi ha mandato un messaggio, ha detto vediamoci perché mi piace molto questo brano e voglio produrlo io. E così e è quindi stato. è partito l'arrangiamento, ha fatto un arrangiamento secondo me molto bello, di C'è grande alto poesia. livello. Riccardo, hai fatto una cosa meravigliosa per quanto riguarda l'arrangiamento, ci sono dei passaggi di grande poesia che davvero parlano da soli, per come lì si coglie, no, la bravura, la maestria dell'artista, del produttore, dell'arrangiatore soprattutto, e quindi vi siete ritrovati in questa C'è cosa. stato un bel lavoro di squadra soprattutto, perché a volte da soli non si riesce ad ottenere lo stesso risultato. Senti, la festa ti piace ancora molto? Ci sarai a prescindere dal nostro invito televisivo? La festa mi piace molto e credo che stia prendendo una piega ancora più spirituale, quindi questa è una cosa molto bella secondo me. E beh, insomma, dobbiamo dire anche che le parole dell'Arcivescovo Renna sono sempre foriere di grande passione e di grande invito a percorrere proprio dei cammini spirituali, quindi complimenti davvero Antonio. Grazie, bellissimo Roberto. pezzo, lo risentiremo, e certamente io dico non solo durante Sant'Agata, che non si limiti a quel periodo. Sant'Agata, Antonio Monforte con Riccardo Samperi, ci sono altri da ringraziare, facciamolo al volo. Rosario D'Aquino che è il regista del video, e poi gli attori che non sono proprio dei veri attori nella vita, però si sono prestati benissimo. Martina Denaro e Giuseppe Caruso, Sì. che interpreta te. E poi c'è Francesco Messina che è un musicista che si è prestato a fare il musicista della strada, e c'è anche la partecipazione di Nunzio Papotto, un artista diciamo da tutti conosciuto. Bene, allora grazie ancora per essere stato con noi. Dal 23 Sant'Agata, cercatelo in streaming e in tutte le piattaforme, lo troverete. Adesso però, che segno sei? Acquario. Acquario, e adesso andiamo a guardare le stelle, poi andiamo dal nostro carissimo Marco Amato. E allora, mentre va, il nostro ospite va, vi facciamo vedere tutto, non abbiamo problemi, noi andiamo da Marco. Marco, buongiorno, come stai? Buongiorno Roberta e ben ritrovata. Senti, Insomma, Marco, me la cavicchio. Marco, senti, Dimmi. ma Harry dalle tue parti ha creato problemi? No. Non troppo, a Palermo no. Sapete che l'astrologo è anche agrigentino e licatese, mi risulta neanche a Licata, per cui insomma così. Mi ha molto stupito comunque il video che ho visto su Ognina. Sì. È interessante, la parte ionica credo che sia stata la più offesa. Dalle nostre parti solo Alcamo è stata letteralmente inondata, insomma delle immagini un po' di una fiumara che invadeva la città. Anche qui, cara Roberta, devi sapere che avevo ventilato che gli astri avevano messo il loro zampino, proprio perché quando Urano e Nettuno sono particolarmente floridi nello zodiaco, Nettuno è passato in Ariete, i maremoti sono abbastanza, le tempeste sono abbastanza evidenti nello zodiaco. Ci fu un tempo in cui la mia materia si occupava anche di meteorologia. Certo, senti, allora veniamo adesso alle stelle. Di chi parliamo oggi?
Dunque, oggi mi è stata proposta una coppia di belloni da mettere sotto i riflettori delle stelle, ed è proprio la coppia del calciatore spagnolo Alvaro Morata e Alice Campello. Una bellissima coppia, una stupenda storia d'amore tra questi due ragazzi meravigliosi, tra questo talento del come calcio ma anche in prestito col Real Madrid. Si vocifera ci sia un allontanamento tra i due. Ebbene, i due sono Scorpione e Pesci, i segni d'acqua appunto, più romantici, più sentimentali, diciamo. In questo momento dello zodiaco possono incorrere appunto delle tempeste emotive, proprio perché Nettuno, il pianeta dei mari, si è spostata dai Pesci in Ariete, per cui si perde un po' di poesia ma si affronta un po' una tempesta sentimentale. La previsione dell'astrologo è che comunque, come ogni tempesta, non potrà comunque impedire al Sole e al Sereno di risorgere, quindi i due segni d'acqua sembrano tornare insieme. Marco caro, ti chiedo solo un attimo, visto che ci hai raccontato di questi due belloni, adesso andiamo per un minuto, guardalo con noi e poi torniamo con te sull'oroscopo del giorno. Andiamo in diretta in questo momento con Edoardo Sergi, esattamente sul lungomare di Catania, dove abbiamo raccontato la furia, la devastazione, e oggettivamente alle tue spalle ce ne accorgiamo. Hai un minuto, Edo, vai. Sì Roberta, facciamo parlare le immagini. Come vedi qua il lungomare praticamente non esiste più, perché il mare se l'è preso e insomma tutta la parte dove si cammina di solito, dove si va a passeggiare, è totalmente distrutta. Ti racconto anche che questo è uno dei tanti danni, perché assistiamo quasi ad immagini veramente da guerra, da bombardamento, perché probabilmente le mostreremo poi nei TG di dopo, però tutto il lungomare è in condizioni veramente di distruzione vera e propria. Il mare ancora, come ben vediamo, è impetuoso, però questa è sicuramente l'immagine più evocativa, perché ecco, i lavori qua saranno sicuramente cospicui per riparare una parte di lungomare che è ovviamente un posto dove tutti i catanesi sono legatissimi, però vediamo bene in questo momento è totalmente distrutto. Ovviamente ci sono tutte le forze dell'ordine, protezione civile che stanno lavorando, che hanno messo in sicurezza il luogo, però ecco, ti raccontiamo di immagini veramente impressionanti. Mai avremmo pensato di poter raccontare una cosa del genere, però ecco, il giorno dopo è quello della conta dei danni, e i danni sono ingenti, Roberto. Davvero emblematico, grazie a Edoardo Sergi. Voi naturalmente continuerete a come dire, raccogliere immagini proprio su quel luogo che oggettivamente ci fa pensare che prima di poter tornare a fruire del lungomare di Catania passerà un po' di tempo. Allora, velocemente, lo capisci Marco, abbiamo come dire dovuto spezzare questo momento, ma torniamo alle stelle, a te. Ebbene, allora vi raccontavo appunto che, come il nostro amico cantautore è Acquario e gli Acquario fuggono, è un segno di Urano. Urano e Nettuno si stanno esprimendo molto, per cui Urano pianeta degli uragani, Nettuno pianeta dei maremoti. E insomma, questi aspetti ci portano comunque il cambiamento, i segni di un inverno, i segni di un qualcosa che deve essere ricambiato. E lo zodiaco oggi, che privilegia proprio il segno dell'Acquario, con 5 pianeti in Acquario, sta comunque riplasmando il mondo. Quindi succede che Ariete, per voi ottimo il gioco di squadra, state vincendo un po' su tutto, vi state riprendendo voi stessi, quindi forza, continuate con i vostri obiettivi, l'amore c'è. Toro, oggi non avete dove dividervi prima, proprio perché il pianeta Urano è ancora nei vostri gradi, ma sta comunque gestendo una situazione plurima in cui la vostra poliedricità e la vostra capacità di dare voce e spazio a tutti assolutamente rivela il vostro grande cuore. Gemelli, per voi è una giornata in cui Sole e Mercurio dialogano, quindi finalmente torna la chiarezza comunicativa e quel pit stop giusto che vi serviva per ripartire più brillanti che mai. In amore succede qualcosa di importante. Cancro, per voi è la Luna che dall'Acquario un po' elettrica e nervosa all'inizio della giornata diventa romantica e sensuale, passando in Pesci e dandovi un trigono pieno di sentimento. Leone, la buona notizia è che la Luna, seppure in mattinata, oggi fa le bizze e quindi l'umore è traballante. In serata si toglie dall'opposizione, rimangono altri 4 pianeti contro, ma voi Leone avete bisogno per adesso di esperire un pochino di lotta e di chiarezza.
Vergine, la luna oggi vi gioca un po' di alti e bassi, di brutti scherzi, vi impigrisce un po', vorreste dormire forse un po' di più, vorreste curare gli affetti primari, soprattutto in famiglia. Bilancia, per voi la luna ha fatto un gioco stupendo, anche se Urano e Nettuno sembrano comunque chiedervi un rederazione, ovvero un punto comunque di valutazione che vi porti finalmente a staccarvi dalle cose improduttive. Ottimo nei sentimenti, il partner vi rincuora Scorpione. Per voi oggi la luna di pomeriggio sarà romanticissima e bellissima. I 4 pianeti in Acquario però vi propongono al lavoro di essere sempre più attenti e presenti. Sagittario, per voi la quadratura della luna che inizia oggi pomeriggio vi lascia un po' perplessi, vi vorreste muovere di più, ma vi sentite in gabbia un po' limitati. Il vostro istinto da animale libero che a volte torna a chiedere il suo tributo. Capricorno, per voi oggi la luna è molto romantica e comunicativa di pomeriggio, mentre invece una mattina sarà tutta intenta a farvi avere un meeting di lavoro veramente importante sulla base del quale deciderete tantissimo. Acquario, protagonista della giornata, con una luna che va via, ma una luna che non ama molto questo segno zodiacale molto innovativo, che oggi proprio vede le luci dei riflettori puntati su di sé per un'idea innovativa per cui verrà attenzionato e premiato. Pesci, per voi la luna oggi pomeriggio compie un gioco di sentimenti veramente molto intrigante e bello, quindi auguri ai pesci per la loro vita sentimentale. Non crucciatevi troppo se le cose al lavoro devono essere riviste in una maniera diversa. E detto questo, dal velocista delle stelle quale sono, vi auguro una splendida giornata. Grazie. Un abbraccio Roberta, Grazie buona giornata. Marco, anche a te. La linea a Lorena per la chiusura. E allora in chiusura vi faccio brillare gli occhi perché vi faccio vedere questa bella montagna d'oro con l'articolo di Repubblica che ci racconta come in Svizzera si raffina il 25% del metallo giallo a livello mondiale, ora che come sappiamo le cui quotazioni sono sempre in ascesa. Immaginate fosse un cavò, un bunker blindato, invece no, queste raffinerie sono delle piccole anonime edifici industriali poco lontano da Castel San Pietro, 2000 abitanti nel Canton Ticino, recinzione blando, filo spinato fuori, tonnellate di oro dentro, quelle che arrivano ogni anno non solo dalle miniere ma anche dall'oro di gioielli dismessi e orologi. Bene, grazie a Lorena Dolci, grazie a tutti voi per averci seguito. Buongiorno Sicilia, tornerà domattina alle 8.